E quest'anno al Parco Ialari anche Giuseppe, e naturalmente non potevi che portare qua i tuoi cesti e fare poi un cesto dal vivo. Certo, sì, sto realizzando un cesto, un panaro siciliano, mi hanno invitato qui al Parco Ialari e io ho detto sì, ho dato la mia adesione, la mia disponibilità. Cosa hai realizzato? Che tipo di cesto? Allora, questo realizzerò un panaro con il manico bello rinforzato e ora è ora di fare la treccia finale, il bordo superiore del cesto. Ho appena finito di girare le canne. Questo l'hai realizzato interamente qui al Parco Ialari? Sì, sì, ho utilizzato canne, qualche filo di olivastro e salice kombucha. Ho realizzato la base, poi abbiamo inserito le bacchette qua e poi ho proseguito con le canne. Una volta si utilizzavano proprio i panari per andare a fare la vendemmia anche per le olive? Sì, più che altro si utilizzavano sia i panari che quei cesti, cufina. Magari i cufina per non portarselo dietro, visto che poi diventava pesante, si riempiva il panare e poi si svuotava nel cufino. Mi è piaciuto alle persone che guardavano un giovane che realizzava questi manufatti, che una volta erano una casualità, ora diventano una rarità, una vera e propria rarità. È stata una bella esperienza quella al parco oggi? Sì, sì, è stata una bella esperienza.